Bentornai a Trevignole, non è mai massa tardi per imparare il dialetto. Resta Andrea ancora tante robe con la S. Ad esempio, sgrengenare. Sgrengenare vuol dire strimpellare la chitarra, normalmente. Sguaz è il rovescio, la fazione, sguaz. Proprio anche il senso, proprio sguaz. E sguazzaort è l'annaffiatoio, cioè il contenitore che fa tanti sguazzi nell'orto. Sgussa è il guscio e silon il manico della falce da fieno, silon, un silon, un po', silon deve essere. Signa è una leggera ubriacatura della serie Gontorno una signa, cioè un po' brillo, e anche il modo di dire finché ti ga intorno una simia, le niente, le quando a te ve addosso, che non hai problemi. Sito, vabbè, sito web, però posto, luogo, ma anche appartamento, alloggio. Perché ti fa vedere il mio bel sito che l'ho appena messo a posto. Slambrot è l'intruglio, proprio, e slambrotare è fare intrugli, insomma. Poi c'è Slapazzucchi è l'ingordo, perché slapar è proprio mangiare in maniera avida, cioè, Poi c'è questo qua che è abbastanza interessante, che è il Slargaloche, e qua deriva addirittura dal tedesco Lache, nel senso di pozzanghera. E qua sul libro del buon Aldo Bertoluzza, che per me è una Bibbia, insomma, l'origine di questo termine, disse Bertoluzza, è derivata da quel divertimento che provano i ragazzi uscendo dalla scuola quando vanno a inzaccherarsi nelle pozzanghere, cercando con i piedi di farne uscire l'acqua. Slargaloca, cioè, però assume anche il significato di spaccone milantatore, cioè slargaloca, cioè come slargare le pozzanghere, insomma, ecco. Poi slavadenti, che è il man rovescio, cioè slavadenti, nel senso proprio tirare i denti. Poi abbiamo slegnare, che vabbè, bastonare. Slenguazzon è un linguacciuto sboccato, impudente. Abbiamo slinzola, che è l'altalena normale, la slinzola. Slinzolon è il dondolone, invece, slinzolon, no? Poi c'è Slofen, anche questo dal tedesco schlafen, no? Dormire. Nara Slofen vuol dire andare a dormire. Cioè, vedete quante robe deriva appunto dal tedesco in queste zone. Slaughter è invece sudicione, mascalzone. E Schlosser, anche questo dal tedesco Schlosser, è il fabbro, quello che aggiusta le serrature in particolare. Schlosser, da Schlosser, cioè quello che chiude, insomma, Schloss. Poi abbiamo Smaferon, che è un uomo colpacciuto piuttosto grosso, o anche un donnone si dice, e schmalzar, dal tedesco schmalz, anche questo, cioè condire le vivande gettandovi sopra del burro fuso, formaggio grattugiato o strutto bollente. Erano molto note alcune specialità della cucina trentina come polenta smalzada, strangolapreti smalzati, tagliatelle smalzate, smalzar, cioè condire le vivande con quel che di prima. E infine smarognà, malandato, rovinato in salute, e mi metteria dentro questa volta anche smigolamento, cioè sbriciolamento, proprio sbriciolatura, ecco. La S che è importante, che il tempo. Alla prossima.